Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Monreale, abusi su minori. Arrestata una coppia per avere costretto 2 ragazzini a partecipare ai loro atti sessuali. La vicenda è emersa grazie al coraggio della piccola che ha chiamato il telefono azzurro. Lei e il fratellino sono figli della donna finita in carcere. Il Codacons parte offesa. Sull'Etna complicato doppio salvataggio del soccorso alpino. L'intervento durato l'intera notte per il recupero di 2 feriti, un escursionista e un vigile del fuoco caduto calandosi da un elicottero. Non bastano le zone rosse a Palermo, ancora violenza in centro storico, un 35enne accoltellato al culmine di una rissa, fioccano le accuse contro un provvedimento che non risolve il problema sicurezza, malgrado gli oltre 600 identificati in 3 giorni. Delitto Mattarella, non ho nascosto nulla, al mio arrivo sulla scena del crimine c'era già qualcuno. Si difende così l'ex prefetto Piritore che per la procura di Palermo ha fatto sparire il guanto abbandonato dal killer nell'auto dell'allora presidente della regione assassinato. Catania, anarchia e sosta selvaggia ostacolano l'accesso al pronto soccorso del Garibaldi. I vertici dell'ospedale. In via Filzi servono più controlli, c'è in ballo la sicurezza dei pazienti. Musica, il rapper Comi prenota la Sicilia con 2 concerti a Palermo e Catania ai primi di novembre. Accompagnato da una band di 7 elementi, presenterà uno spettacolo in 2 atti ricco di monologhi. Calcio, il Catania vola, numeri e prestazioni da big per la squadra di Toscano che vince anche con il Benevento e si piazza al secondo posto in classifica. I rossazzurri collezionano la 4ª vittoria di fila e la 9ª partita senza subire gol. Palermo, primi campanelli d'allarme, la sconfitta di Catanzaro apre alle riflessioni, ma intanto incombe il turno infrasettimanale. Domani al Barbera arriva il Monza. Bentrovati, poco più che bambina da Monreale chiama il telefono azzurro e fa arrestare la madre e il compagno. All'operatore racconta gli abusi sessuali cui da mesi era sottoposta insieme con il fratellino, anche lui minore. Arrestata una coppia, allarmanti i dati, 600 i casi di violenza nei confronti dei bambini accertati in Sicilia soltanto l'anno scorso. Roberta Lunghi. È poco più che una bambina, ma è disperata e così, da un paesino del Monrealese, chiama un numero di emergenza. È quello del telefono azzurro. All'operatore racconta che da mesi lei e il fratello di poco più grande sono sottoposti dalla madre e dal compagno a violenza del corpo e dell'anima, costretti a partecipare ai loro rapporti sessuali. È fine agosto quando a mettere in moto i carabinieri di Monreale nel Palermitano, coordinati dalla procura di Palermo, è proprio quella chiamata coraggiosa al telefono azzurro in cui l'operatore comprende subito che il caso esige l'intervento dei carabinieri. In questo caso, appunto, il coinvolgimento immediato delle forze dell'ordine per evitare la reiterazione del reato e quindi comunque che la bambina continuasse a vivere questa situazione di pregiudizio a suo danno. 48 ore dopo i 2 ragazzini sono stati portati in una struttura protetta. Oggi l'arresto della donna di 30 anni e del compagno di 44, accusati di atti sessuali in concorso nei confronti di minori con l'aggravante per la donna del vincolo familiare. Un contesto di degrado, quello in cui è maturata questa vicenda, non nuova alle cronache purtroppo, perché solo nel 2024, come segnalato dall'associazione Meter, sono stati ben 600 i casi di abusi sessuali nei confronti dei minori tra le mura domestiche in Sicilia. Le donne vengono coinvolte, a volte in maniera molto diretta, e il fenomeno della pedomama e quindi di conseguenza
delle donne che approfittano anche dei loro figli insieme ai loro compagni e sta diventando veramente un atto estremamente criminale. Si ipotizza che gli abusi subiti dai minori siano stati filmati o fotografati. Il Codacons intanto ha già annunciato che si costituirà parte offesa nel procedimento della procura. Un vigile del fuoco è caduto dall'elicottero mentre soccorreva un escursionista sull'Etna. Si è voluta tutta la notte per recuperare i 2 uomini e metterli in salvo. L'incidente è in una zona impervia del vulcano che i soccorritori hanno dovuto raggiungere a piedi. Eva Spampinato. Sono i momenti concitati di un soccorso sull'Etna durato tutta la notte e che poteva finire in tragedia. 7 persone e 2 cani. Uno di questi è scivolato, ha fatto un volo di oltre 100 metri. Il vigile del fuoco, intervenuto per soccorrere un escursionista caduto mentre raccoglieva castagne, si cala da un elicottero per aiutarlo, ma precipita a sua volta, ferendosi gravemente. L'intervento diventava ancora più complesso. E così i feriti diventano 2, il tempo scorre, quell'area al nord di Monte Calanna, nella parte alta della valle di San Giacomo, è una delle più impervie dell'Etna. È la zona peggiore, se così si può definire, della nostra Etna. Qualcuno di noi è sceso sul target con delle corde e ci siamo resi conto che comunque il terreno era molto impervio. Ha precipizi che vanno a finire in questa valle San Giacomo e che è piena di rovi alti anche 5-6 metri. Tutto iniziato alle 17 di ieri. Le squadre a terra del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza hanno lavorato per tutta la notte tra vento forte e terreno impercorribile, mentre un elicottero della Marina Militare tentava inutilmente di avvicinarsi. Ha fatto dei sorvoli ma troppo buio e c'era anche un forte vento. Solo all'alba, con la luce del giorno, i soccorritori sono riusciti a completare il recupero. La pressione è tantissima, però si gestisce. I 2 feriti sono stati trasportati all'ospedale Cannizzaro di Catania e al San Marco, stremati ma vivi. Le zone rosse non bastano. A Palermo ancora violenza in centro storico. Un 35enne accoltellato al culmine di una lite e fioccano le accuse contro un sistema che mostra i suoi limiti. Orazio Longo. Un fendente dietro al collo e l'altro al braccio. L'accoltellamento è avvenuto in piena zona rossa, la zona della Movida palermitana, in via Chiavettieri, una di quelle strade sottoposte a sorveglianza così come previsto dal prefetto di Palermo per evitare nuovi episodi di violenza come quelli che hanno portato alla morte il giovane Paolo Taormina. Ma la violenza c'è stata lo stesso. L'uomo, un 35enne, è stato fortunatamente solo ferito ed è stato trasportato, non in gravi condizioni, all'ospedale Villa Sofia. A impugnare il coltello sarebbe stato un 30enne con precedenti penali che sarebbe stato identificato. Ma il nuovo episodio di violenza scatena inevitabili reazioni da parte di cittadini esasperati e anche politiche, come il Movimento 5 Stelle che accusa il problema non può essere affrontato con annunci e ordinanze temporanee. L'ex magistrato Scarpinato, oggi senatore, assieme ad altri colleghi parlamentari sottolinea come servano presidi permanenti e non pattuglie a rotazione per fare scena. Gli organici delle forze di polizia restano insufficienti, si legge in una nota che illustra un'interrogazione al Senato e un'interpellanza urgente alla Camera. Le nuove assunzioni non bastano neppure a coprire i pensionamenti. Mandare 24 agenti in più in una città come Palermo è come volere svuotare il mare con un cucchiaino. Insomma, secondo i pentastellati mancherebbe una strategia nazionale sulla sicurezza urbana, una questione politica prima ancora che di sicurezza. Intanto, in una nota, la Questura di Palermo fa sapere che sono stati intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio e negli ultimi 3 giorni sono state identificate 660 persone, di cui 85 con precedenti di polizia. Intanto a Catania la Guardia di Finanza ha sequestrato in un appartamento di San Cristoforo una pistola con proiettili e cartucce. Il possessore è stato arrestato. Nello stesso quartiere, in una perquisizione dei carabinieri, nel retrobottega di una macelleria sono state trovate una pistola a salve modificata e diverse dosi di marijuana destinate allo spaccio. E in questo caso è stato arrestato un 18enne.
Torniamo a Palermo per il delitto Mattarella. L'ex prefetto Piritore, ai domiciliari con l'accusa di aver depistato le indagini sull'assassinio del presidente della regione nel 1980, si dichiara innocente. 2 boss mafiosi, già in carcere, sono intanto accusati di essere gli autori materiali dell'omicidio. Adelaide Barbagallo. Qualcuno dopo l'omicidio Mattarella era già lì, non ricordo chi c'era. Respinge ogni accusa e tramite i suoi legali contesta l'arresto e presenta ricorso contro i domiciliari. L'ex prefetto Filippo Piritore per la procura di Palermo è il principale responsabile della scomparsa della prova regina, il guanto ritrovato nell'auto utilizzata dal killer di Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980. L'accusa per lui è di depistaggio, continuato anche negli anni successivi al delitto del presidente della regione che voleva cambiare la Sicilia, che dava fastidio al sistema politico mafioso. Filippo Piritore respinge tutte le contestazioni e insiste: non ho occultato nulla, ero l'ultimo arrivato e come tale non avevo alcun ruolo nelle indagini, ma fu lui a fare il sopralluogo in via degli Orti per controllare la Fiat 127 abbandonata dai killer. In questi 45 anni diverse le indagini e le inchieste che hanno battuto anche la pista dell'eversione nera e c'è l'ombra dei servizi deviati. A gennaio 2025 la procura di Palermo ha iscritto i boss mafiosi Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese nel registro degli indagati. L'ipotesi è che siano loro gli esecutori materiali dell'omicidio. Entrambi stanno scontando condanne definitive all'ergastolo in quanto riconosciuti esecutori materiali di una serie di delitti eccellenti a Palermo, dalla Torre a Chinnici e dalla Chiesa. Prove importanti che spariscono accomunano tanti omicidi avvenuti in Sicilia, come l'agenda rossa di Paolo Borsellino, gli appunti del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e le carte del poliziotto Nino Agostino. E c'è un altro delitto che da sempre si è lasciato dietro una scia di dubbi. 53 anni dopo l'assassinio del cronista dell'Ora, Giovanni Spampinato, ucciso a Ragusa dopo aver indagato su un omicidio eccellente dell'epoca, il fratello oggi chiede alla procura di riaprire le indagini. Veronica Barbarino. Aveva 25 anni e pagò con la vita la sua sete di verità. Era Giovanni Spampinato, cronista dell'Ora di Palermo. Fu ucciso a Ragusa 53 anni fa perché ha indagato troppo sull'omicidio dell'ingegnere Angelo Tumino, consigliere comunale ragusano del Movimento Sociale Italiano e figura vicina al mondo dell'antiquariato. Spampinato aveva collegato quel delitto ad ambienti neofascisti, ai traffici di reperti archeologici e alla presenza in città del terrorista nero Stefano Delle Chiaie, allora latitante. Ma 2 giorni dopo la pubblicazione del suo articolo, l'agenzia di stampa AIPE, finanziata dal Ministero dell'Interno, parlò falsamente di una pista rossa di terroristi di sinistra, una montatura per depistare le indagini e coprire quella trama nera di cui scriveva Giovanni. 8 mesi dopo Spampinato fu ucciso da Roberto Campria, figlio del presidente del tribunale. Ma forse Campria non fu solo. 53 anni dopo, oggi il fratello Salvatore Spampinato ha chiesto alla procura di Ragusa di riaprire le indagini alla luce di nuovi documenti e perizie, dove emergono più armi, più persone sulla scena e un testimone mai ascoltato. Quello che sembrava un semplice omicidio di provincia avvenuto in una trazzera lontana di Ragusa invece molto probabilmente nascondevano delle verità importanti, delle verità legate a finanziamenti illeciti alla campagna elettorale del 72 o comunque a interessi politici che dovevano restare occultati. Questa vicenda oggi, grazie a questi documenti, la possiamo completamente riscrivere. Tutto lascia quindi pensare che fu un agguato organizzato per zittire una voce scomoda che voleva far luce sulle ombre di quel 1972, dove si muovevano mafie locali, neofascisti e apparati dello Stato deviati, a Ragusa sulla stessa scia che avrebbe insanguinato l'Italia negli anni delle stragi. Veniamo alle cronache delle ultime ore. A Catania anarchia e sosta selvaggia ostacolano l'accesso al pronto soccorso del Garibaldi. I vertici dell'ospedale lamentano: in via Filzi servono più controlli, c'è in ballo la sicurezza stessa dei pazienti. Tonino De Mana.
L'ospedale Garibaldi Centro, la scuola Turrisi Colonna, il mercato rionale e la sosta selvaggia. Tutto concentrato in pochi metri per un concentrato di pericoli. Dagli attraversamenti pedonali ad ostacoli per la presenza di auto e bancarelle al problematico accesso al pronto soccorso, ostaggio del traffico e dell'anarchia, specie lunedì, giorno del mercato rionale in piazza Montessori. Proprio davanti a pronto soccorso spicca un bel cartello di divieto di sosta e fermata. Purtroppo nessuno rispetta la segnaletica e ancor peggio, nessuno multa. Sono sicuro che con i nuovi vigili urbani si darà nuovo impulso, ci sarà un controllo maggiore per le vie della città, soprattutto laddove c'è in ballo la sicurezza dei pazienti. Farei un appello soprattutto ai cittadini di essere attenti perché in ballo non c'è soltanto la nostra sicurezza, ma anche la loro, perché l'ospedale, ricordo, è di tutti. L'arrivo dei nuovi vigili, utilizzati in settimana all'incrocio tra Viale Mario Rapisardi e Via Fabio Filzi, come abbiamo documentato, lasciava ben sperare. Ma all'azione di contrasto, all'indisciplina, serve continuità delle forze dell'ordine e senso civico degli automobilisti, almeno di una parte. L'altra chiede un'azione concreta, più controlli ed il nostro intervento al numero di WhatsApp 342 74 55 005 con la speranza di riportare un po' di ordine nell'interesse di tutti. A Palermo è morta a 83 anni Rita Calapso, giornalista molto noto della Rai siciliana. Tra gli anni 60 e 80 è stata anche una voce della radio, oltre che una conduttrice televisiva, e nella sua lunga carriera aveva pure collaborato con il quotidiano L'Ora. Caltanissetta, cresce la preoccupazione tra i lavoratori della Telecontact, uno dei principali poli occupazionali del territorio, dopo l'annuncio della cessione di un ramo dell'azienda da parte di TIM. Rita Cinardi. Sono ore di grande preoccupazione per i lavoratori della Telecontact Center, società del gruppo TIM, dopo l'avvio della procedura di cessione di ramo d'azienda. A rischio ci sarebbero circa 340 posti di lavoro nella sola sede di Caltanissetta. Le organizzazioni sindacali parlano di un'operazione che potrebbe compromettere tutele e stabilità occupazionale, chiedendo un intervento immediato da parte del governo e della regione per garantire continuità produttiva. Anche le istituzioni locali seguono da vicino la vicenda. Il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti ha espresso solidarietà ai dipendenti, sollecitando un tavolo di confronto con Roma. L'azienda parla di una riorganizzazione dei servizi di customer care, ma i sindacati temono un passo verso l'esternalizzazione e chiedono chiarezza sul futuro dei lavoratori. Il rischio concreto per questi lavoratori è che vengano meno le garanzie occupazionali che oggi hanno, perché sono nell'ambito di una grossa azienda multinazionale del gruppo TIM, e che rischierebbero di perdere qualora il progetto andasse avanti su questa scellerata iniziativa di portare fuori dal gruppo TIM questa azienda Telecontact. Tra Telecontact e il gruppo Distribuzione Italia, ma parliamo di una società DNA che ha appena un capitale di 10.000 euro e che a noi risulta totalmente sconosciuta. L'avvertenza resta aperta, nelle prossime settimane sono attesi incontri decisivi. Intanto a Caltanissetta cresce la preoccupazione per una realtà che rappresenta uno dei principali poli occupazionali del territorio. A Montevago, nel cuore della Valle del Belice, un progetto per la rinascita del paese è rimasto segnato dal terremoto del 68. Nuovi residenti scelgono di trasferirsi nel comune anche dall'estero grazie pure agli incentivi. Davide Sardo. Dalle ferite si può e si deve guarire. È la scommessa della sindaca di Montevago Margherita La Roccarruvolo, che punta a ridare vita al piccolo centro della Valle del Belice, devastato dal terremoto del 68. Dare la possibilità a chi acquista una casa a Montevago o soprattutto trasferisce la residenza per almeno 5 anni un contributo che poi in termini economici si è trasformato in un contributo di 5.000 euro. Oltre 50 le domande arrivate, 40 quelle ammesse, una risposta concreta al rischio di spopolamento e un segnale di rinascita per un borgo che non vuole arrendersi. Ci sono stato qui a Montevago per ferie e cose, è un paese bello, tranquillo, con gente amichevole, e ho deciso di lasciare il stress di una metropolitana come Londra in Inghilterra e venire qua per fare gli ultimi anni
per godermi un po' di sole, un po' di cibo bello e di ritrovare la vita siciliana. Da ferite a nuove radici, Montevago riscopre se stessa, trasformando la memoria del passato in un'occasione di futuro. Siamo tornati nel Salone della Sanità, l'Expo Medicina, la 4 giorni di eventi e convegni in corso a Palermo. Oggi tra le novità tocca a Sisifo. Marco Gullà. Secondo giorno di lavori ad Expo Medicina alla Fiera del Mediterraneo a Palermo. Tra eventi e convegni, uno spazio importante all'interno del Salone della Sanità lo occupa il consorzio Sisifo, che tra l'altro si occupa di erogare servizi sociosanitari, domiciliari e residenziali in tutta la Sicilia, con particolare attenzione all'assistenza domiciliare integrata e alle cure palliative. Occupiamo di sanità domiciliare ormai da più di 25 anni, gestiamo servizi domiciliari per pazienti post-acuzie e gestiamo servizi per pazienti invece in fase terminale e comunque pazienti con diagnosi infausta, i cosiddetti pazienti che hanno necessità e bisogno di cure palliative, quindi di cure che non risolvono la malattia ma che accompagnano nella sua malattia il paziente incurabile. E Sisifo festeggia anche un anno di sede a Palermo. Sisifo è presente in tutte le 9 province della regione siciliana, l'unica realtà che si occupa di assistenza domiciliare integrata che è riuscita a essere presente, a promettere di erogare servizi in tutte e 9 le province. Tra le 9 province ovviamente non poteva mancare Palermo, che è, come dire, il luogo principale dove vogliamo presentarci. Musica, il cantautore Ercomi in Sicilia per 2 date del suo tour teatrale a Palermo e a Catania rispettivamente il 5 e il 6 novembre. Uno spettacolo in 2 atti con tanti monologhi e un unico filo conduttore. Orazio Longo. In scena la parabola di un artista arrivato al successo da ragazzino grazie al rap, ma che, come ha spiegato lui stesso, al rap non ha voluto fermarsi. 2 date in Sicilia per Mirko nei teatri, il tour di Ercomi che toccherà Palermo, Teatro Golden il 5 novembre e Catania, Teatro Metropolitan il giorno dopo, accompagnato da una band di 7 elementi, uno spettacolo in 2 atti ricco di monologhi e con un filo conduttore. Ci saranno i fiati, ci saranno delle presenze extra musica, perché adoro far comunicare dei contesti che spesso non comunicano. Non c'è nulla di meglio in un caso come quello dei teatri. Ci sarà tanto me e tanta voglia di racchiudere i miei 10 anni nel migliore dei modi. Il teatro come dimensione intima, spiega Ercomi. Io all'interno di questi teatri porterò tutti i miei album e la trovo una dimensione più intima, più personale, in qualche modo stretta tanto quanto la mia casetta che condividevo con gli amici quando le prime volte scrivevamo le prime rime. In scaletta ampio spazio alle prime canzoni, Milano Baciata, Ossigeno, Vuoi una mano, e alle hit La coda del diavolo, 10 ragazzi, Nuovo Range, ma anche all'ultimo album, Decrescendo. So che non è lo stesso, ancora ci penso, ma è sempre dal male che si trova un senso. Ciao Ariete. Grazie a tutti di essere venuti. Appuntamenti per il 5 e 6 novembre con Ercomi, intanto tra poco il calcio con il momento magico del Catania, la 4ª vittoria consecutiva e le prime difficoltà del Palermo. State con noi, vi aspetto. Calcio e Catania vince e convince anche stavolta, batte il Benevento e si piazza al 2° posto, protagonista ancora Ciccerelli che decide il match su calcio di rigore. Adesso sguardo alla Casertana, si gioca giovedì. Marco Carli. Un altro passo avanti aveva chiesto Toscano prima della partita con il Benevento. È stato così. Ora bisogna non fermarsi perché in realtà di passi in avanti il Catania contro i Sanniti ne ha fatti parecchi. Vincere innanzitutto, 2° posto in classifica, -1 dalla Salernitana già battuta. 9 clean sheet in stagione, ancora porta inviolata al Massimino. I numeri come sempre li fanno i tifosi, quasi 20.000 allo stadio e un fortino che è tornato tale anche per merito loro. Insomma, una domenica perfetta alla fine di una settimana perfetta. Che ci aspetta già la partita venerdì con la Casertana. Ripeto, se tu vuoi essere una squadra
che vuole competere per il vertice deve dare la stessa importanza ad ogni partita. Ci godiamo questa vittoria, non abbiamo neanche il tempo di goderci, deve prepararla con la Casertana che è in un buon momento. Squadra al lavoro in vista della partita di Caserta di venerdì che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro, ma intanto è stata la settimana perfetta anche di Cicerelli. Il suo rigore sblocca e decide la partita 7 giorni dopo la super punizione con la Salernitana. La cornice di pubblico, insomma, dopo a distanza di una settimana la Salernitana era praticamente come se non ce ne fossimo mai andati dallo stadio, quindi veramente bello. E poi sì, sono contento a parte del gol perché alla fine penso che il merito sia di tutti, e la cosa che mi fa più felice è che veramente siamo tutti in un'unica direzione e si vede. E intanto la società rossazzurra ha comunicato il prolungamento del rapporto contrattuale con Alessandro Raimo. Il centrocampista esterno, al momento infortunato, si lega al club fino al 30 giugno 2027. Vigilia di campionato per il Palermo, che domani al Barbera sfiderà il Monza nel turno infrasettimanale. Rosanero già in crisi? Domani nuovo esame di maturità. Marco Gullà. I primi campanelli d'allarme. La sconfitta di Catanzaro apre preoccupazioni e riflessioni in casa Palermo. La macchina si è fermata, anche bruscamente. Qualcosa non va. Ma oggi è già vigilia di campionato. Domani al Barbera, nel turno infrasettimanale, il Palermo affronterà il Monza, secondo in classifica. C'è già l'occasione di riscatto per i rosanero, che però dovranno fare inversione ad U rispetto alla prestazione del Ceravolo. È importantissimo. Sappiamo che abbiamo fatto un bel percorso fino adesso. Dobbiamo continuare a lavorare e come ho detto prima bisogna dare di più. Dare di più, principalmente in attacco. Il Palermo ha segnato poco, poi Giampaolo spesso è isolato e mal servito dai compagni. Inzaghi ne è consapevole e domani, contro il Monza, dovrebbe nuovamente cambiare 11 iniziale, inserendo Brunori e avanzarlo rispetto al raggio d'azione delle ultime gare. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.